Bentrovati telespettatori di Telerent 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre, con le nuove 2 puntate di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. La puntata di oggi, che come al solito verterà principalmente con i risultati e la classifica finale del girone I del campionato di Serie D, e poi anche l'approfondimento con i 2 playoff importanti del campionato di promozione e anche i playoff finali del campionato di prima categoria. La puntata invece di domani, vi anticipo, sarà interamente dedicata a dei servizi speciali che abbiamo appunto realizzato per voi di Penalty. Pertanto diamo subito inizio alla puntata odierna e partiamo con il campionato di Serie D. Si è giocata l'ultima giornata, domenica 22 maggio 2022. Guardiamo subito il tabellino dei risultati. Real Aversa batte Trapani 3-1, Castrovillari batte Biancavilla 3-0, Cavese 1919 batte Città di Aciriale 3-1, Lamezia Terme batte Rendecalcio 3-1, Santa Maria Cilento batte Gelbison 3-0, Giarre 1946 batte Licata 3-1, Paternò Cittanova 4-3, Portici batte San Cataldese 6-1 ed infine Troina batte San Luca 5-4. Classifica ormai definitiva, con la Gelbison che, come tutti ben sanno, da qualche settimana festeggia anche la promozione in Lega Pro. La guardiamo insieme. Gelbison con 78 punti, 77 per la Cavese, 69 punti Città di Aciriale ed FC Lamezia Terme, con 60 Città di Sant'Agata, 52 punti Paternò e Cittanova, con 51 Santa Maria Cilento, 50 punti il Licata, con 49 Real Aversa 1925, 44 punti Portici 1906, 41 Trapani e San Luca, 40 San Cataldese, 39 punti Giarre 1946, con 38 Castrovillari, 36 Rendecalcio, 29 punti con 6 punti di penalizzazione il Troina, chiude la classifica il Biancavilla con 14 punti. Classifica definitiva con la Gelbison che approda meritatamente al campionato di Lega Pro che disputerà la prossima stagione, mentre accedono ai play-off per una griglia di ripescaggio le società della Cavese, Città di Sant'Agata, FC Lamezia Terme ed infine, anche a sorpresa, il Città di Sant'Agata. Definitiva anche la zona bassa della classifica, retrocedono al campionato di eccellenza il Biancavilla ed il Troina, mentre disputeranno una partita secca per i play-out la squadra del Castrovillari che giocherà contro il Rendecalcio. Ed iniziamo subito con le immagini, la bella vittoria del Real Aversa 1925 nei confronti del Trapani, vittoria finale 3-1 per la squadra campana. Buon pomeriggio e ben trovati dallo stadio Augusto Bisceglia di Aversa per la sfida valevole per la 38esima giornata di Serie D Girone I, l'ultima giornata, l'ultimo capitolo di questo girone che ha visto trionfare la Gelbison. Quest'oggi, in questo pomeriggio soleggiato dal clima estivo, il Real Agro Aversa sfida il Trapani in una gara che contrappone 2 squadre che hanno raggiunto l'obiettivo della salvezza, che era quello primario per gli uomini di Sannazzaro. Il saluto tra i capitani Russo e Pagliarulo, espertissimo difensore del Trapani, protagonista anche della cavalcata di qualche stagione fa dei siciliani in Serie B. Partiti, primo possesso per il Real Agro Aversa, subito una palla in verticale lanciata da Del Prete, il cross dentro col mancino a cercare proprio Pagliarulo che non arriva da Galfano, il terzino sinistro di Moschella che può andare da solo, ha visto una grande traiettoria proprio per Spano. Spano è entrato in area, va col destro l'attaccante del Trapani, la finta, Bonfini lo porta sul mancino, Spano e la rete del Trapani. Chianese pressato da Lupo riesce comunque a servire Russo, il tentativo Mariani, il tentativo, rete! Che gol di Mariani! Traiettoria incredibile, beffarda, destra-sinistra, beffato orecchia, che gol improvviso, un lampo, un fulmine di Mariani. Si muovono dentro le torri cavallo, orecchia non ci arriva la rete
la rete di Schiavi, il colpo di testa di Pio Schiavi che ha approfittato dell'errore in fase di uscita di Recchia e il Real Agroversa ha già ribaltato il match 2-1, grandissimo inizio di secondo tempo, assist di Cavallo su calcio d'angoli e Pio Schiavi ha colpito di testa al minuto 52. Schiavi può entrare in area, Schiavi fuori area col destro, che gol di Schiavi, mamma mia, si toglie la maglia Schiavi, tripudio allo stadio Bisceglia. Che gol di Pio Schiavi! E vediamo Russo solo contro il portiere, la grandissima risposta di Di Maggio. Cala il sipario sul girone I di Serie D. Real Agroversa 3, Trapani 1. Conclude dunque con un successo il proprio campionato la compagine di mister Sannazzaro, che ha ribaltato questa partita che aveva visto il Trapani andare in vantaggio grazie alla rete di Spano. Poi la rete di Mariani e la doppietta di Schiavi hanno ribaltato il match e regalato l'ultimo successo stagionale alla compagine campana. Poteva essere sicuramente una partita di cartello e invece era soltanto una passerella conclusiva per le due società che sino all'ultimo hanno cercato di vincere questo girone I del campionato di Serie D. Parliamo dell'incontro tra Cavese e Città di Aciriale. Vittoria per la squadra campana 3-1. Aliperta, Banegas sulla fascia destra, Banegas prova a entrare in area, la mette in mezzo, tiro effettuato da Palma, deviato Viglianisi, Correnti, parte il traversone insidioso per la conclusione di testa di Tuncara. Avanza adesso Lomasto, ha recuperato palla la Cavese all'altezza del centrocampo, buona giocata, rapida per Banegas che la crossa in mezzo, balzo Terracino, rete, ale, bum 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 bum, viva Cadiri, il quale ha recuperato usando le maniere forti, poi ancora Banegas, il traversone verso Palma, c'è il colpo di testa, è ottimo, e c'è la rete del raddoppio della Cavese, Corigliano, la Cavese ha raddoppiato al 43esimo minuto. Attacca la Cavese adesso con Banegas che non tira, Palma da solo, rete! Ale, Palma davanti ad Alterio, non sbaglia. Ora però perde palla Maiorano per Palma per la formazione della Cavese, il tiro dal limite, il tentativo d'attacco di Brumat che effettua il cross, la possibilità di tiro ed è da solo. Va alla conclusione, corner battuto da Russo. Colpo di testa, rete, la Ciriale accorcia le distanze. L'altra squadra che disputerà i playoff per quanto riguarda il campionato di Serie D Girone I è l'FC Lamezia Terme, che vince facile contro il Rende Calcio. Risultato finale 3-1. Guardiamo gli highlights.
La regular season della Lamezia Terme si conclude con una stupenda vittoria. I giallo-blu fanno proprio il derby calabrese contro il Rende per 3-1. Grandissima prestazione degli uomini di Mister Campilongo che approcciano alla partita con grande grinta e determinazione. Al terzo minuto, bella conclusione di Rusescu che si stampa però sul palo. Il successivo tap-in di Salandria è in offside. Fra i migliori in campo della prima frazione di gioco figura sicuramente Emanuele Schimmenti, vera e propria sfida nel fianco della difesa rendese. Da uno degli inserimenti del 14 giallo-blu nasce il calcio di rigore dal quale arriverà il vantaggio lametino. Dal dischetto El Diez, Raul Rusescu. E lui, freddo e implacabile, a firmare il gol del vantaggio giallo-blu. Terza marcatura stagionale per l'attaccante rumeno. Il Lamezia Terme continua ad essere vero dominatore del terreno di gioco, rendendosi pericoloso con la velocità dei due giovanissimi attaccanti esterni, Provazza e Schimmenti. Il Rende si fa vedere dalle parti di Gentile con questo bel destro di Palma. Il portiere lametino si fa trovare pronto e respinge la conclusione. Incursione veloce di Provazza, palla all'indietro per Tringali, controlla il tiro, ma il palo nega la gioia alla mezzala giallo-blu. Riconosciuto, tenta la conclusione dalla lunga distanza, Gentile si limita a controllare la palla alta sulla traversa. Sulla destra, ottima iniziativa di Miliziano, appoggio al centro per Schimmenti, dribbling, arriva poi Provazza, ma Mittica risponde bene al tiro. Nella ripresa, la formazione cosentina ricerca maggiore incisività sotto porta, senza rendersi però mai effettivamente pericolosa. Al 60° arriva invece il raddoppio giallo-blu, ottima azione orchestrata da Terranova, servizio per Tringali, cross al centro e beffarda deviazione di De Miranda che sigla il più classico degli autogol. La più ghiotta occasione biancorossa arriva sui piedi di Furina che spedisce alto da ottima posizione. Dopo Schimmenti e Tringali, un altro giovanissimo giallo-blu si prende la ribalta, Alessandro Provazza, ben servito con l'esterno da Betson, il 20 giallo-blu calcia un diagonale poco potente ma preciso, che si insacca alla destra dell'incolpevole Mittica. 7 gol in stagione per l'attaccante della Lamezia Terme. Il gol della bandiera per il Rende arriva al minuto 80. A segnarlo è Chiodo, con un bel destro sul primo palo che sorprende Gentile. Il 3-1 finale suggella la fine della regular season della Lamezia Terme e carica a 1000 tutto l'ambiente in vista della semifinale playoff di mercoledì prossimo contro la Cireale. Era soltanto una partita passerella, è andata male alla Gerbison che addirittura cade in casa contro il Santa Maria Cilento, ma tutto è perdonabile dopo aver disputato un campionato straordinario per la squadra di Esposito. Guardiamo il servizio della sconfitta 3-0 contro il Santa Maria Cilento. Stadio Giovanni Morra di Vallo della Lucania, l'ultima giornata del Girone I, il presidente Tavassi omaggia a Puglisi con una targa per congratularsi per la storica promozione in C. Passerella anche d'onore per la squadra della Gelbison prima del calcio d'inizio. Si comincia col primo pallone manovrato dalla polisportiva. Uliano per la Gelbison, pallone sul fondo. Attacca adesso il Santa Maria sulla destra, Todisco per Vincenzo Romano, va via Romano, il traversone, la sponda di Maggio, Cunzi in spaccata, porta in vantaggio il Santa Maria, 1-0, ancora Santa Maria, Simonetti, Maggio di testa, blocca D'Agostino, cuore rosso-blu, la gamba di testa, impreciso, Santa Maria, corner, Koulibaly, D'Agostino, Di Fiore dalla parte opposta, si gira bene, la conclusione, la traversa, salva Viscido, avanza la Gelbison, in area di rigore, D'Angelo fa tutto bene, il tiro, Koulibaly si immola e salva in corner, Gabbionetta, entrato da pochi minuti, Gabbionetta, ancora lui, si ferma Gabbionetta, Gabbionetta il tiro, pallone nell'angolino, 2-0, perla di Gabbionetta per il Santa Maria. Coraggio Rossi, Simonetti per Maggio, Maggio alle spalle di D'Agostino e sono 3 per Maggio, capocannoniere del raggruppamento con 20 gol. E arriva il triplice fischio, il Santa Maria vince 3-0 il derby del Cilento.
Di tutt'altra storia la partita invece del Giarre in casa del Licata. Era importante per la squadra di Gaspare Cacciola vincere a Licata per tentare di rimanere ancora a distanza di 10 punti dal Licata. È successo tutto questo, pertanto il Giarre si salva e la prossima stagione disputerà il campionato di Serie D. Guardiamo gli highlights della vittoria proprio in casa del Licata per 3-1. Aldino Liotta finisce 3-1 per il Giarre con la squadra di mister Cacciola che si salva contro un Licata pago dei 50 punti ormai ottenuti. Al 13° passano gli ospiti, cross dalla sinistra di Arcidiacono, Agudiac anticipa Calaio di testa e batte Truppo sul secondo palo. Numerose le proteste dei gialloblu che lamentano un tocco di mano dell'attaccante argentino. Il Licata reagisce e al 18° ci prova Bertella dai 25 metri dopo aver saltato 2 avversari, ma la palla finisce al lato. Dopo 3 minuti Minacori calcia da fuori, ma il suo tiro è debole e centrale, Giannini blocca. Nel miglior momento del Giarre, al 42° pareggia il Licata, Minacori si accentra dalla destra, salta un avversario e prova il tiro, che respinto da Zappalà termina sul piede di Siamachè, abile a deviarla al volo alla sinistra di Giannini. Nell'ultimo e unico minuto di recupero, il Giarre sfiora ancora la rete, imbucata di Agudiac per l'inserimento di Arcidiacono, bravissimo a incrociare con il sinistro, ma la sua palla termina sul palo. Su questa azione l'arbitro dice che può bastare così, finisce un primo tempo vivo e agonisticamente piacevole. Secondo tempo che inizia sulla falsariga del primo con il Licata che parte subito forte, al 47° ci prova Gaillè, bravo a sfruttare una verticalizzazione di Minacori ma il suo tiro incrociato termina alla destra di Giannini. Al 52° ancora il Licata a essere pericoloso, Candiano ci prova sul calcio di punizione, Giannini respinge, Cappello ci prova ma ancora Giannini riesce a bloccare. Passa un minuto e al 53° il Giarre va in vantaggio, Arcidiacono passa sulla destra, cross e mezzo per Agudiac che anticipa il difensore gialloblu e batte Truppo sul primo palo. Doppietta per l'attaccante argentino. La partita continua su ritmi alti ma senza nessuna grande occasione finché al 69° il Giarre cala il tris, si invertono ruoli e questa volta è Agudiac a servire l'assist ad Arcidiacono che davanti a Truppo non sbaglia. In festa i tifosi del Giarre arrivati a Licata. È l'ultimo flash di una partita in cui il Giarre passa 1-3. Siamo moderatamente soddisfatti, non possiamo festeggiare perché non è giusto festeggiare una salvezza, però è chiaro che per come si erano messe le cose c'è una moderata soddisfazione. Siamo partiti molto male, gli obiettivi non erano questi, siamo partiti male, però abbiamo avuto la forza, la determinazione di riprendere un'annata storta. Sono stati fatti tanti errori, però la squadra, lo staff tecnico ha rimediato, diciamo così, a una partenza un po' mediocre, per cui c'è una moderata soddisfazione. I ragazzi che hanno cominciato con noi la stagione hanno capito strada facendo che dovevano dare di più e l'hanno dato. Quelli che sono venuti a darci una mano a gennaio sono stati eccezionali, per cui si è composto un mix che ci ha portato a 31 punti nel girone di ritorno contro gli 8 punti del girone di andata. Per questo mi posso ritenere soddisfatto per come abbiamo virato, per come abbiamo cambiato dopo un inizio veramente che era stata poca roba, poca cosa. Abbiamo fatto qualcosa secondo me che rimarrà indelebile nella nostra testa. Abbiamo dato il massimo, tutti, ognuno di noi, per quello che sono le nostre competenze. Infatti già l'avevo, come dicevo ieri, ringraziato, questo è uno staff che ha lavorato tanto. Ci sono state tantissime difficoltà e siamo stati bravi a stare sempre concentrati, a lavorare, a trasmettere sempre professionalità ed impegno ad una squadra che ne aveva di bisogno. I ragazzi vanno sicuramente ringraziati uno per uno perché poi il merito è loro. Mi sento di ringraziare chiaramente tutto il gruppo, chi ha giocato, chi non ha giocato, chi ha giocato meno. Oggi è una vittoria, è come se avessimo vinto il campionato, è il merito sicuramente di tutti e ognuno di noi deve essere soddisfatto per quello che realmente si è fatto. Il Licata sì, era salvo, però questo ha reso la partita ancora più ostica, sicuramente anche il caldo non ha aiutato, essendo l'ultima di campionato, e non ci hanno regalato niente, però comunque siamo contenti di aver raggiunto l'obiettivo proprio con le nostre mani. Grazie, ovviamente sono contentissimo per
perché siamo riusciti a fare questa salvezza quando abbiamo iniziato da dicembre questo percorso difficile e importante, quindi sono contentissimo e correggo un po', la doppietta l'ha fatto Viccio, ho fatto un gol io e un assist io. Ma non era facile, perché comunque quando è partita sta cavalcata dal gruppo che si è formato con i ragazzi che c'erano da inizio anno, da dicembre, non era facile. Eravamo lì sotto inchiodati e quindi ogni settimana una battaglia, era una rincorsa alle squadre che comunque stavano più davanti a noi. Ci siamo messi a lavorare tutto il gruppo Giar, quindi io penso che alla fine è meritata. L'unica cosa che abbiamo sofferto fino alla fine, però l'importante è che siamo arrivati all'obiettivo tutti quanti insieme, quindi questa è la cosa più importante, aver regalato la salvezza alla gente di Giar e alla città che se lo merita. C'era in palio il sesto posto in questo girone I del campionato di Serie D. Lo scontro tra Paternò e Cittanova valeva certamente qualcosa. Alla fine hanno vinto i ragazzi di Alfio Torisi. Guardiamo gli highlights. Sportivi padernesi, amici di Cittanova, buon pomeriggio dallo stadio Falcone Borsellino. Siamo qui collegati per l'ultima partita di questo campionato di Serie D. Ecco Foderaro supera il diretto avversario in area. Ecco Foderaro, tiro di Foderaro e c'è il gol del Paternò in vantaggio al primo minuto con Giovanni Foderaro. La Piana alleggerisce per Sidibe, Puglisi, Rizzo, ancora la Piana, perde il pallone la Piana, lo riconquista. La Piana entra in aria, palla per Foderaro, tiro e c'è il gol, il raddoppio di Foderaro al quinto minuto. Paternò 2, Cittanovese 0, Giovanni Foderaro raddoppia. Foderaro, De Marco per Savasta contrastato da Sidibe solo per un attimo, palla laterale per Formia, pallone in avanti dove c'è Bonanno di testa, ma è bravo Lofaro ad agguantare la sfera, pallone per Bonanno, tiro e c'è il gol della Cittanovese al 20°. Palla di Cangemi per Foderaro può andare in velocità, ecco Foderaro contro a Petrucci, Foderaro al centro dove c'è Cangemi controlla ma c'è la Piana, tiro della Piana, Puglisi di prima intenzione nella zona di Foderaro, ancora Foderaro si gira, entra in aria dal pallone dietro a Cangemi, tiro e gol, gran gol del Paternò, la palla dietro verso Cangemi e il gran tiro di Cangemi che ha tenuto la palla bassa e ha tirato forte, pallone nella zona di La Piana ma solo per un attimo, buon tempo e c'è il gol della Cittanovese. Rizzo fermato dal neoentrato Ficara, pallone per Maggio entra in aria e c'è il rigore di Viaggio, Bonanno, il tiro e il gol, il pareggio. Basualdo per Sidibe, palla questa volta per Mangiameli, tira e traversa di Mangiameli. Basualdo di intenzione e c'è buon tempo, mamma mia, e pallone salvato sulla linea. Basualdo, Mangiameli Diving, ecco Mangiameli entra in area, tiro, traversa di Mangiameli alla seconda, palla battuta, buon tempo e c'è il gol di Fabrizio Bontempo all'89° ed è finita. Paternò batte Cittanova 4-3.
Si ritorna in campo direttamente oggi pomeriggio con gli incontri play-off del campionato di Serie D. Domani vi aggiorneremo con i risultati. Per intanto voltiamo pagina e parliamo dei 2 incontri finali play-off che si sono disputati nel campionato di promozione. Eccola qui la schermata. Casteldaccia che batte la Torrenovese 3-2 e a sorpresa la Leonfortese che batte il Mazzarone 1-0. Partita molto intensa quella tra Casteldaccia e Torrenovese. Si è conclusa 3-2, guardiamo il servizio. Promozione storica nel campionato di eccellenza per il Casteldaccia che nella finalissima playoff del Raimondi di Gangi supera la Torrenovese e vola nel massimo torneo regionale a soli 3 anni dalla sua fondazione. Un traguardo prestigioso per la formazione palermitana che, grazie ad una prestazione maiuscola, corona nel migliore dei modi una stagione che rimarrà indelebile per i colori granata. Onore comunque alla Torrenovese che nonostante tutto è stata una degna rivale capace di sbloccare la partita dopo appena 8 secondi quando Truglio approfitta dell'errato disimpegno di Bertolino e col sinistro mette alle spalle di Randazzo l'1-0 per il rosanero e il suo gol numero 6 stagionale. Nonostante la rete lampo incassata, il Casteldaccia non si perde d'animo e dopo il diagonale di Monti terminato di poco a lato, i granata la pareggiano al minuto 9 quando Lapi raccoglie l'invito di Ribaudo e col sinistro batte in Ferrera ristabilendo la parità. 1-1 e quinto centro stagionale per il classe 93, lesto col mancino a girare alle spalle dell'estremo rosanero il pallone che di fatto galvanizza la squadra di Pagano. La Torrenovese tenta di reagire al 21esimo, reclama un calcio di rigore su Truglio, il signor Buzzone di Enna dice di no, poi però torna a spingere la squadra palermitana che al 26esimo potrebbe portarsi in vantaggio ma il colpo di testa di Monti non inquadra lo specchio della porta. Bersaglio che il centravanti granata centra però al minuto 27 quando con una precisa conclusione dal limite dell'area infila all'angolino alla sinistra di Inferrera, facendo così Casteldaccia 2, Torrenovese 1 e gioia irrefrenabile per il bomber palermitano che ribalta tutto spianando ai suoi la strada verso l'eccellenza. Per l'attaccante del Casteldaccia si tratta della 22esima rete stagionale. Non si ferma la squadra di Pagano che sulle ali dell'entusiasmo torna a bussare alla porta rosanero con 2 sassate di Megna che prima colpisce l'incrocio dei pali e poi costringe a un super intervento in tuffo in Ferrera, ma al minuto 40 la formazione palermitana chiude i conti quando il fischietto ennese concede loro il calcio di rigore per un tocco di mani di Sombra. Dagli 11 metri Ribaudo spiazza con freddezza in Ferrera per il gol che manda i suoi all'intervallo avanti per 3-1. Per l'esperto capitano Granata invece è la 13esima firma stagionale. Nella ripresa è ancora il Casteldaccia a sfiorare la marcatura con Fiorentino che dal limite calcia di poco alto sulla traversa, ma la Torrenovese non ci sta e prova a riaprire la partita con i tentativi di Peppe Mazzuffa al minuto 58 che si perde di poco a fil di palo, Ceraolo 4 minuti dopo che non trova lo specchio della porta e infine con Truglio e Mazzuffa che non riescono a capitalizzare al meglio il corner di Danna. Ci pensa comunque Silvano Cariola al 90esimo a mettere un po' di suspense finale al match spingendo in rete l'angolo di Danna per il gol del 2-3 e che gli vale come quinto centro in maglia torrenovese. Nonostante il forcing disperato dei rosanero, dopo 5 minuti di recupero concessi dal signor Buzzone, a fare festa è il Casteldaccia che può brindare all'eccellenza. Siamo orgogliosi di tutto quello che abbiamo fatto, una stagione difficile, troppo difficile, avevamo avversari veramente forti in campionato e non abbiamo mai mollato. Siamo arrivati secondi con grande merito, dietro una corazzata, da lì il secondo posto ci siamo guadagnati, gli 11 punti sulla quinta, domenica abbiamo vinto contro la Folgore, oggi una partita strepitosa, nessuno dopo 2 secondi può andare sotto, prendere uno schiaffo così e riuscire a dare 4, 5, 6 schiaffi alla Torrenovese perché il primo tempo 3 gol, traverse, grandi parate, i ragazzi sono grandi! Traguardo storico, veramente mi inorgoglisce tanto. Io 2 anni fa ho avuto la fortuna di vincere un campionato solo con lo spareggio, gliel'ho detto ai ragazzi prima della gara.
non si deve avere tensione. Nella vita calcistica che facciamo noi queste sono opportunità, perché vincere un campionato, io lo so, in uno spareggio o traguardo dell'eccellenza in uno spareggio in partita secca, se vinci ti danno gioie per l'infinito della tua carriera, quindi sono veramente orgoglioso. A chi dedica questa vittoria? Sicuramente in primo di tutto alla mia famiglia che oggi mi hanno seguito. Non è facile lavorando e allenare, la mia famiglia mi ha supportato e sopportato, la dedico a tutti i ragazzi che hanno creduto nel mio calcio dal primo giorno all'ultimo giorno, alla società e poi a una persona particolare che è il direttore sportivo, il nostro Salvo Rifici, che per motivi di lavoro un mesetto fa è andato a Roma e lui oggi piangeva perché non è stato qui con noi. La dedico a tutti loro e faccio i complimenti di nuovo ai miei ragazzi. Diciamo che questo è stato il coronamento di una stagione comunque importante, perché è tutto l'anno che lottiamo per questo. Siamo usciti in Coppa, non abbiamo mai mollato, abbiamo creduto nel sogno playoff, finalmente siamo in eccellenza. Anche tu. Questa vittoria la dedico in primis alla mia famiglia, la dedico comunque a tutta la società che veramente ha fatto grandi sacrifici per raggiungere questo obiettivo e infine ai miei nonni e chiunque mi vuole bene. L'obiettivo l'avevamo prefissato 2 anni fa, ma quest'anno è stato sacrifici, lotta, lavoro, niente, sono orgoglioso della squadra, dei miei compagni, onore ovviamente alla squadra avversaria, abbiamo messo l'anima anche loro, ma non c'è... Sono troppo contento, troppo contento. Questo campionato lo dedico ovviamente alla mia famiglia, alla mia ragazza che mi sono stati sempre vicini, soprattutto al mister che ha avuto sempre fiducia, anche nei momenti più bui della stagione. E niente, in eccellenza, sì. Continua la favola della Leonfortese. La squadra di Mirto vince 1-0 contro il Mazzarone ed approda al campionato di eccellenza la prossima stagione. Tenendo presente tra l'altro che dovrà ancora disputare il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Città di Comiso. Vedremo cosa succederà. Tra l'altro sottolineiamo anche che l'altra partita tra Resuttana San Lorenzo e Modica Calcio si è conclusa 2-0 a favore dei palermitani, ma in virtù dello 0-5 della partita di andata sarà la squadra di Giancarlo Betta a disputare la finalissima di Coppa Italia. Vedremo cosa succederà la prossima settimana. Per intanto ci guardiamo il servizio della vittoria della Leonfortese contro la squadra di Samuele Costanzo. Mesi di lavoro, sudore, fatica, programmazione, 10 mesi in cui abbiamo visto la crescita esponenziale di questa squadra. In questi 10 mesi la Leonfortese si è creata la possibilità di giocarsi questa sfida per la storia, per la gloria, per l'eccellenza. Dallo stadio Giovanni Bruccoleri di Favara, la finalissima di playoff tra Leonfortese e Mazzarrone. Pubblico delle grandissime occasioni oggi qui a Favara. Leggiamo le due formazioni, quella del Mazzarrone con l'1 parla bene, col 2 Madu, col 3 Ropai, col 5 Puglisi, col 6 Ravalli, col 4 Di Nora, con l'8 Incardona, col 9 Bonaccorsi, col 10 Di Rosa, con l'11 Napolitano, col 22 Provenzano, la Leonfortese con l'1 Callejo, col 2 Gazzana, con il 3 Di Perna, con il 4 Lopez, con il 5 Russo, con il 6 Niang, con il 7 Bad, con l'8 Niassi, con il 9 Meta, col 10 Caputo e con il numero 11 Di Pasqua. Palla per Di Rosa. Punta l'avversario, rientra sul destro, va in porta e Callejo lascia scorrere, rimessa dal fondo. Rocambolesca 2-0, vinta poi alla fine 3-2. Attenzione alla palla che può diventare buona per Caputa. Caputa! Primo tiro del match, come al solito Giovanni Caputa, c'è stata una deviazione, sarà calcio d'angolo per la Leonfortese. La mette dentro il difensore del Mazzarone, di testa Lopez a allontanare, rimane buona per il tiro al volo. La palla al lato di Provenzano, anche il Mazzarone in campo e lo si vede. Niang va dentro a Caputa, tutto regolare. Caputa! 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 1-0! Giovanni Caputa su assist di Niang! Lo hanno rifatto! Caputa e Niang! Lo
non rifatto, palla in verticale di Caputa di Niang per Caputa e lui di mezzo esterno la mette dentro. 1-0 per la Leonfortese, cambia il parziale al 22 del secondo tempo, 1-0 Leonfortese. Visto un bel passaggio, Gazzana non è stato servito da meta, ancora il 2, attenzione a Gazzana che può andare addirittura in porta, Gazzana, palla al lato, forse c'è stata una deviazione, non secondo il direttore di gara, è un'altra partita totalmente al Bruncolleri, un'altra partita, la Leonfortese in vantaggio 1-0 e ha cambiato totalmente il modo di giocare. Majorana, attenzione al pallonetto per Gomez, è buona Gomez, Calleco, rimane buona per Di Rosa che va in porta di testa Lopez e poi cerca di evitare tutto, Destai non ci riesce. Attenzione, va in pallonetto alla posizione regolare per chiuderla Speranza viene fermato dal portiere, nulla di fatto, l'arbitro non ha ancora decretato la fine della partita. Va da Diagna, si sovrappone Gonzalez, lo vede e lo serve, Gonzalez dentro e Speranza si divora un altro gol, c'è in appoggio un compagno, non lo serve e poi parla bene l'arbitro, non fischia più e lo fa adesso, la Leonfortese è in eccellenza, 8 anni dopo, nel mezzo c'è stata una ripartenza dalla prima categoria e la Leonfortese passo dopo passo, annata dopo annata, si è creato i presupposti per essere oggi in eccellenza. La Leonfortese ha fatto la storia, ci è riuscita, l'eccellenza sarà a Leonforte il prossimo anno, il massimo campionato regionale per la Leonfortese. Certamente un finale di stagione non positivo per la squadra del Mazzarone. Dopo aver perso l'ultima giornata della stagione regolare contro il Modica Calcio, il campionato, ha poi purtroppo anche perso questa finale playoff contro la squadra di Gaetano Mirto. Tutto rimandato alla prossima stagione. E adesso voltiamo pagina perché parliamo del campionato di prima categoria. Abbiamo già la schermata con i risultati per quanto riguarda le partite disputate domenica. Villarosa che vince 3-2 contro l'Accademia Trapani ed entrambe accedono al campionato di promozione. Per quanto riguarda la partita spareggio 1, il ritorno vittorioso del Catania San Pio X contro il Sant'Alessio con la vittoria 4-1 per la squadra di Giuseppe Costa. Nell'altra partita spareggio, Valle del Mela che vince 4-1 dopo i calci di rigore contro il San Fratello. Pertanto, oltre alla Villarosa e all'Accademia Trapani, anche Catania San Pio X e Valle del Mela approdono al campionato di promozione la prossima stagione. Nulla è perduto per le squadre battute. Eccolo qua il tabellino delle altre 3 squadre che continueranno a sperare in un possibile salto di categoria. Saranno il Gemini Calcio, il Sant'Alessio e il San Fratello. Una di queste squadre la prossima stagione disputerà il campionato di promozione. Per quanto riguarda i play-out, eccola qua la schermata, Sciara batte Pachino 2-0, si ritorna in campo oggi pomeriggio con la partita tra Sfarandina e Sciara e domenica 29 la partita conclusiva tra Pachino e Sfarandina. Partiamo subito con le immagini, la prima è quella riguardante il Villarosa che approda per la prima volta al campionato di promozione, grande festa e grande tripudio tra i propri tifosi. Il salto di categoria l'ha pure ottenuto per la prima volta l'Accademia Trapani. Guardiamo una clip. Senza parole, che si commenta, è un successo meritato per questi ragazzi, davvero, ci abbiamo creduto, sempre ci abbiamo creduto e alla fine se la sono meritati. Purtroppo
l'abbiamo persa, sono stati i più bravi gli avversari, ma noi abbiamo messo il nostro, abbiamo dettato il nostro gioco, ma sono stati i più bravi. Senti, ma qual è stato il segreto di quest'annata? Loro, guarda, quello che stai vedendo lì, questo è stato il segreto, mi hanno fatto solo divertire e basta. A dicembre mi sono ambientato benissimo, ho trovato bei dirigenti per la squadra e mi sono divertito. Ma è stato difficile sì, perché ci sono stati alti e bassi, ma comunque è andato tutto bene, grazie ripeto sempre a questi splendidi ragazzi e grazie anche alla nostra organizzazione. Un bel traguardo che deve essere un inizio, mai una conclusione. Ci auguriamo che questo sia il primo di tanti obiettivi da raggiungere. Siamo partiti col piede giusto e speriamo di continuare così. Nella partita di andata il Sant'Alessio aveva pareggiato 0-0 contro il Catania San Pio X. Non è successo così invece nell'incontro di ritorno. Sabato la squadra di Giuseppe Costa vince 4-1 e torna finalmente nel campionato di promozione. Guardiamo il servizio. Promozione fa rima con Catania San Pio X. Al secondo tentativo, dopo il secondo posto nella stagione regolare dietro al Gela, i biancorossi vincono la doppia finale playoff. 4 reti su un volenteroso e nulla più Sant'Alessio che all'andata in casa aveva imposto le reti bianche. Il 4-1 scatena l'apoteosi di una società ben strutturata e consolidata come da tradizione, di un collaudato e preparato staff tecnico che ha visto la prima promozione in carriera di Giuseppe Costa dopo le esperienze da secondo in eccellenza e promozione. 22 minuti per decretare l'indiscussa superiorità San Pio X. Sottile per Valenti, palla in mezzo dove Ninja Barbagallo corona una stagione all'insegna della doppia cifra e di questo Tapin che vale l'1-0 al 19esimo. Massimo Nobile lancia sottile che va in possesso al limite col tiro a giro che più a giro non si può, raddoppia sul fronte biancorosso e sigla il secondo giro di chiave di un match che scrive la parola fine con largo anticipo. Perché dopo questo tentativo in corsia di Valenti che nessuno spinge in rete, il tris di Kevin Egitto al minuto 22, pronto a correggere in rete sul secondo palo una punizione di scoglio, materializza una vittoria sempre più gigantesca e una resa incondizionata del Sant'Alessio. 3-0 il primo tempo in ripresa che manda in archivio la pratica già subito. Barbagallo sbatte su un braccio di Bertuccelli ed è calcio di rigore che lo stesso attaccante trasforma per il 4-0 dopo appena 3 minuti. Il Sant'Alessio realizza il gol della bandiera con Tamà, palo e ribattuta vincente quando è ormai troppo tardi. Costa dalla panchina opera da ora sino al 40esimo 5 cambi, dentro Messina per Gangi, poi Mazzola per Barbagallo, quindi Sapienza per Calì, intanto i primi 3 dentro la mezz'ora di gioco. Scoglio ci riprova dosando forza e precisione da fuori, ma Panarello è ben piazzato e siamo a metà ripresa, mentre la chance più nitida della ripresa è nel palo di Romano, dopo suggerimento in tandem di Sottile. Poi Valenti poco dopo di testa sfiora la traversa su cross di Mazzola e va vicino alla manita con un diagonale su suggerimento di Sottile. Acclamato dalla tribuna, Enrico Scordo entra finalmente, lui giura che non sarà l'ultima in carriera, lascia Romano e infine entra Nicosia per Tirri. Il caldo lascia poca tregua a tutti e i ritmi sono più blandi, tranne per Sottile che cerca la cinquina ma non la trova
in 2 circostanze, al pari di Valenti che ci prova ancora, era già talento nella scorsa eccellenza, adesso è maturità acquisita dopo quest'annata trionfale. Meriterebbe il gol l'esterno di fascia, ma all'ennesimo tentativo, qui diagonale, trova solo fondo campo. In ogni caso va bene così, è 4-1 ed è qui la festa per il Catania San Pio X che da stasera festeggia e si ritroverà nella stagione 22-23 in promozione. Io devo ringraziare Sergio Franceschini per l'impegno che ha messo tutto l'anno e poi dei giocatori che soltanto per amicizia e per i buoni rapporti come Gaetano Romano, come Massimo Nobile, Massimo Sottile, che sono scesi di categoria per darci una mano e riportare la San Pio X in una categoria che già si comincia a rispecchiare. Fa ancora più piacere riuscire a portare di nuovo la San Pio almeno in promozione dopo l'anno scorso aver rinunciato volutamente dalla proprietà, dall'eccellenza, quindi non era facile per nessuno. Ringrazio gli amici che siamo stati qui uniti e riportare la San Pio almeno dove in una categoria più consona alla blasone della società stessa, quindi grazie a tutti, grazie ai tecnici, grazie ai giocatori, alla dirigenza che è stata vicina. Non era assolutamente facile e scontato, perché vincere non è mai facile e scontato, quindi onore a tutti. Avvincente partita tra Valle del Mela Calcio e San Fratello. All'andata 1-0 per il San Fratello, al ritorno 1-0 per il Valle del Mela Calcio. Si è andati ai rigori, vittoria finale per il Valle del Mela. Guardiamo gli highlights. Scusate il ritardo, grida a voce alta tutto il Valle del Mela che grazie al rigore trasformato da Andrea Bucca vola nel campionato di promozione. Un traguardo a lungo inseguito e alla fine conquistato dai giallorossi di Gianni Colagiunta che dopo un campionato perso solo nello spareggio promozione contro la Nuova Azzurra e la sconfitta nell'andata dell'accoppiamento contro il San Fratello riesce a ribaltare tutto nel match di ritorno e centrare dopo i tiri dal dischetto quel campionato che già durante la fase regolare avrebbe meritato. Onore anche al San Fratello che esce sconfitto solo nel risultato, ma i neroverdi di Antonio Reale avranno ancora un'altra chance per tentare la scalata alla promozione. Prima della festa però i 90 minuti regalano parecchie emozioni con il San Fratello che, forte dell'1-0 dell'andata, tenta di chiudere il discorso promozione e dopo 9 minuti Praticò chiama Scibilia alla respinta. Poi il Valle del Mela comincia a spingere, solo 2 super parate di Gelfo negano al grandestro da fuori di Battaglia prima e la punizione dal limite dell'area di Bertino, poi la gioia del vantaggio ai giallorossi. Non sta a guardare la squadra di Reale che al 25esimo la potrebbe sbloccare, ma il diagonale mancino del solito Praticò non centra la porta per questioni di centimetri. Prima dell'intervallo sono ancora i riflessi di un super Gelfo a sbarrare la via del gol al bomber Antonio Torre. Gli sforzi dei giallorossi però vengono premiati nella ripresa quando al minuto 80 la punizione da posizione defilata di Bertino inganna Gelfo e vale di fatto l'1-0 per il Valle del Mela e la gioia incontenibile per i tifosi giallorossi. Per Bertino invece si tratta della quinta rete stagionale. Si arriva così al 90esimo e in virtù dell'1-0 dell'andata a favore del San Fratello il signor Montevergine di Ragusa manda le 2 squadre ai rigori per la conquista della promozione. Dagli 11 metri comincia il Valle del Mela con Marco Milici che spiazza Gelfo con freddezza. Per il San Fratello risponde Formica che non sbaglia e col sinistro fa 1-1. Poi per i giallorossi lo specialista Battaglia manda il pallone dalla parte opposta al Gelfo per il 2-1. Celai per i sanfratellani sbaglia il rigore del possibile 2-2 calciando a fil di palo, quindi Bertino col brivido non fallisce il rigore dell'allungo e del 3-1. Sbaglia ancora il San Fratello con Sciliberto che spara alto sulla traversa e infine Andrea Bucca col destro mette alle spalle di Gelfo il pallone che vale il campionato di promozione e che di fatto dà il via alla festa giallorossa. Allora, 2 belle squadre che si sono affrontate e naturalmente i rigori è sempre un tornallotto.
Dico, noi l'avevamo già vinto dall'inizio il campionato, purtroppo lo spareggio è andato bene alla Nuova Azzurra che era ed è anche una bella società. In effetti dico, noi abbiamo iniziato con una squadra giovane perché il nostro progetto è valorizzare i nostri giovani del settore giovanile. Dico, sono stracontento insieme a tutti i dirigenti, anche perché dico, abbiamo vinto anche il campionato provinciale dei giovanissimi e quindi andiamo sempre a inserire giovani per migliorare la società. Una dedica la voglio fare a tutti i nostri tifosi che ci hanno seguito sempre dall'inizio e la voglio fare al mio direttore generale Pippo Fiocco, che è una spina portante per la società. È una vittoria che è arrivata almeno con 15 giorni di ritardo, meritavamo di vincere prima. Abbiamo vinto ai rigori, non pensavamo che ci fosse stato questo proseguo, perché il campionato in effetti lo avevamo vinto. Poi abbiamo perso lo spareggio sul rigore all'ultimo minuto e siamo qua, diciamo. È stata una bella vittoria comunque, indipendentemente, e poi è venuta pure ai rigori, è stata più emozionante. Questa vittoria è dedicata a tutti i giocatori che hanno fatto sacrifici, la società che mi ha messo a disposizione una rosa per fare una bella figura. Non ci dimentichiamo che siamo arrivati primi, imbattuti. E in più questa cosa mi piace sottolineare, che questa squadra, questa difesa, diciamo questa squadra è stata la miglior difesa di tutti i 7 gironi con 10 gol subiti. Eravamo a un passo, a 9 minuti dalla vittoria, di portare in porto la partita sullo 0-0, abbiamo preso questo gol un po' sfortunato d'altronde. Sono andati sull'1-0, poi la lotteria dei rigori si sa, o noi o loro, l'hanno spuntata loro. Faccio i complimenti al Valle del Mela, che è una squadra fortissima, una squadra allenata bene dal mister, giunta. Momentaneamente ingoiare questa sconfitta è un po' dura, però da domani ci rimbocchiamo le maniche nuovamente e vediamo di centrare, ripeto, l'obiettivo che è di andare in promozione. Abbiamo dunque concluso anche il quadro per quanto riguarda i play-out e play-off del campionato di prima categoria. Voglio ricordare anche che domenica si ritorna in campo per quanto riguarda le 2 squadre siciliane nelle finali nazionali del campionato di eccellenza. L'Acragas che giocherà in casa contro una squadra molisana, mentre il gruppo di Michele Campo, la Ionic FC, giocherà invece contro il Martina Franca a Martina Franca. Vedremo cosa succederà. Tutto questo lo scopriremo chiaramente nella puntata di mercoledì prossimo qui sul canale 15 di Telerente 7 Gold. Ci fermiamo qui, noi comunque vi diamo appuntamento a domani nella stessa fascia oraria 13-14 con una puntata decisamente speciale di penalty. A domani!